Presentato al pubblico il restauro delle due casse processionali del Maragliano, le opere hanno fatto ritorno in cattedrale a Chiavari, recuperata l'antica cromia dopo mesi di delicati lavori. A breve saranno restaurati la cassa processionale e il crocifisso custoditi all'oratorio della Santissima Trinità di Lavagna. L'intervento durerà un anno, le opere saranno restituite a giugno 2019 in occasione della festa della Trinità. Maria ci richiama ad essere uomini e donne dal cuore grande, così Monsignor Corrado Sanguinetti, celebrando la messa per Nostra Signora del Carmine a Lavagna, la processione per le vie della città in serata ha richiamato tanti fedeli. Un gesto di affidamento a Maria di tutti gli ammalati, nel cortile dell'ospedale lavagnese, la preghiera che ha concluso la festa del Carmine. Nozarego come un piccolo eremo dove venerare la Vergine, rinnovati i festeggiamenti in onore della patrona e presentati i lavori di consolidamento del campanile della chiesa. Festa della Beata Vergine del Monte Carmelo con la messa del Vescovo a Castiglione Chiavarese. Da Maria, ha spiegato Monsignor Tanasini, richiamando l'Assemblea Sinodale di giugno, l'invito a vivere come fratelli. E infine la messa solenne in onore di Santa Cecilia eseguita nella chiesa di Santa Maria di Nazareth. Oltre un centinaio di artisti, tra coro, orchestra e solisti, si sono esibiti a Sesti Levante. Buonasera e bentornati a Noi Chiesa, lo sguardo della nostra emittente sulla vita della diocesi. Iniziamo questa sera parlando dalla presentazione ufficiale del restauro delle due casse processionali di Anton Maria Maragliano che sono custodite nella cattedrale di Chiavari. Si è infatti concluso un lungo e delicato restauro. Una delle due opere è stata allestita nell'ex Palazzo di Giustizia di Chiavari e il laboratorio di restauro è stato seguito anche da molte persone nelle scorse settimane. Ora le due opere hanno fatto ritorno a casa, possiamo dire, d'altra parte il termine usato anche dal Vescovo per parlare della cattedrale casa di tutti. E infatti queste opere sono tornate, tutte le persone adesso possono ammirarle anche perché è stata recuperata l'antica cromia. Alla presentazione ufficiale c'è stato un concerto promosso dalla Superba Chamber Orchestra. C'eravamo anche noi, sentiamo le interviste di Andrea Capitani. Per molti versi è stato un ritorno a casa, per le opere del Maragliano, ricollocate a fianco dell'altare maggiore, per GB Campodonico, che fu maestro di cappella in cattedrale, omaggiato dalla Superba Chamber Orchestra, e per tanta gente che si è concessa una serata di arte, cultura e riflessione. La presentazione del restauro delle due casse processionali di Anton Maria Maragliano, ha infatti spiegato il Vescovo, è un segno per ricordare che la cattedrale è casa di tutti. È diventata custode di tradizioni antiche, di devozioni popolari e quindi ha esercitato il suo compito di madre e custode di quelli che sono tesori della vita chiavarese. Non mi resta che ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo restauro. Le due casse processionali, Tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto e San Francesco che riceve le stimmate, erano custodite in due oratori cittadini non più esistenti. Giunsero in cattedrale a fine Settecento. Le opere, frutto del genio barocco del Maragliano, sono state oggetto di un delicato restauro. Da molti anni non si metteva a mano a queste opere, quindi diciamo che la cromia era completamente oscurata dai giacimenti, dalle sovrapposizioni, e poi soprattutto avevano un gran pesante attacco degli agenti xilofagi, per cui il ritrovare la cromia di questi gruppi è davvero molto affascinante. La serata ha visto gli interventi della sovrintendenza, dei restauratori e delle autorità. La Superba Chamber Orchestra, diretta da Danilo Marchello, ha proposto il Pastorale di Campodonico e un brano di Vivaldi. Il restauro è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo, dal Comune e da numerosi privati. Non sono proprio davanti, quindi uno le può ammirare e toccare, però sono veramente entusiasmanti, se si può dire, sia per i soggetti sia per come sono state lavorate. Maragliano è veramente nel suo genere un genio, quindi siamo molto contenti di poter rioffrire a tutta la città, a tutti noi, la bellezza di queste due opere.
Ci sono altre opere a cui deve essere restituita nuova luce. E per esempio la cupola, se guardiamo in alto vediamo una rete che da 4-5 anni sosta sovrana sulla cupola appunto della cattedrale e quindi che va rimessa a posto. La presentazione è stata integralmente ripresa da Telepace e sarà riproposta sabato sera alle 21:10 sul canale 15 di Telepace. E ora parliamo di un altro restauro che deve iniziare e che riguarda l'oratorio della Santissima Trinità di Lavagna. Necessitano infatti di lavori la cassa processionale della Santissima Trinità e il crocifisso. Quest'opera deve terminare entro il giugno del prossimo anno affinché queste opere possano essere portate appunto in processione. Sentiamo anche in questo caso Andrea Capitani con una delle restauratrici, Margherita Levoni. Per un restauro che si è concluso, un altro che sta per iniziare, stiamo parlando della Cassa della Santissima Trinità di Lavagna, dell'oratorio. Che cosa è previsto venga fatto? Non solo della Cassa, ma anche del Cristo, del Maragliano, quindi tutte e due le opere del Maragliano hanno preso i contributi sempre dalla Compagnia di San Paolo attraverso il bando che è stato proprio pensato per le confraternite, per recuperare i beni delle confraternite. Anche in questo caso che cosa verrà fatto? Allora, dopo un attento studio della composizione e dei materiali impiegati, infatti abbiamo già preso appuntamento con la ditta di indagini diagnostiche che verrà subito a luglio, faremo anzitutto una gassificazione e una disinfestazione dai tarli, poi un consolidamento della struttura lignea che non sembra ma è molto compromessa, dopodiché come sempre il restauro del supporto ligneo, quindi un consolidamento dell'essenza lignea e un consolidamento del colore, e poi la parte più bella sarà la pulitura, perché soprattutto la cassa è cosparsa di nero fumo perché l'oratorio è molto vissuto dalla gente, quindi accendono tantissime candele giustamente, però la cassa nel corso di questi 300 anni si è riempita di nero fumo e quindi la pulitura scoprirà delle cromie inaspettate e nascoste. Che tempi ci sono per questo intervento? Allora, i tempi sono un pochino più rilassati rispetto alla cattedrale di Chiavari, però prevediamo di consegnare per giugno, perché a giugno dell'anno prossimo verrà portata in processione, sembra come vuole il priore Stefano Piazza, a Braccia, nuovamente a Braccia come era anticamente, per la festa della Santissima Trinità. Adesso parliamo della festa di Nostra Signora del Carmine che è stata celebrata in molte comunità della nostra diocesi. Iniziamo da Lavagna. Maria ci insegna ad essere uomini e donne dal cuore grande. Questo lo ha detto il Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguineti, celebrando la messa del mattino nel santuario. Poi alla sera di lunedì la processione lungo le vie della città. Il servizio. È una festa che invita a guardare in alto e a non accontentarsi. La vetta del Monte Carmelo è il simbolo di quella bellezza per cui l'uomo è fatto. A guidare la riflessione in occasione della festa patronale di Lavagna, il Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguineti, durante la messa mattutina al Santuario Mariano. La Madonna al Carmelo ci richiama a essere uomini e donne dal cuore grande, dal cuore che si lascia conquistare da ciò che è grande, da ciò che è la vetta del monte come un simbolo di quell'infinito, di quella bellezza per cui l'uomo è fatto. Anche ancora oggi l'uomo quando va in montagna e vede le alte montagne ha un sussulto di commozione di fronte a quella bellezza. Ebbene, il cuore dell'uomo è fatto per quella cosa lì, per il cielo, non per accontentarsi del poco. E credo che questo sia un messaggio e una provocazione che vale sempre, anche ai nostri tempi, in cui abbiamo tante cose, ma a volte rischiamo di non avere l'essenziale. In serata, tanti i fedeli che hanno partecipato alla processione per le vie della città, segno di un forte attaccamento a Nostra Signora del Carmine. Il 16 ottobre 1835 la città fece voto perpetuo alla Vergine, dopo che Lavagna venne preservata dal colera. Ancora oggi a Lavagna c'è un legame forte con Maria. Monsignor Sanguineti ha messo in luce l'importanza di questo rapporto che ancora oggi segna il cammino della famiglia religiosa dei carmelitani e di tanti fedeli. Poi sappiamo che alla Vergine Carmelo è legata anche la devozione allo scapolare, questo segno, come dire, semplice di appartenenza. Maria noi la invochiamo come madre,
e anche come regina, nel senso che ne siamo in qualche modo anche dei servi, naturalmente non servi nel senso di schiavi negativamente, servi perché vogliamo metterci davvero alla sua scuola, e poi figli perché lei innanzitutto ci è data come madre. Qual è il suo legame con la città di Lavagna? Beh, il legame più forte è quello che passa attraverso mio papà. Mio papà è lavagnese doc, è cresciuto a Lavagna, poi a Lavagna da giovane ha conosciuto la mia mamma che veniva in villeggiatura da Milano, e quindi mi ricordo i miei nonni, mi ricordo i miei bisnonni, erano tutti lavagnesi, e a Lavagna infatti in cimitero abbiamo la cappella di famiglia, quindi in questo senso, anche se non ho mai abitato a Lavagna, ho sempre avuto comunque un legame affettivo attraverso mio papà. E poi vabbè, da bambino, avendo i cugini che da Milano venivano a Lavagna d'estate, venivo spesso al mare, quando allora il mare a Lavagna era veramente bello, non c'era ancora il porto e Lavagna aveva la spiaggia più bella. Quindi un legame di affetto c'è, di fatto, attraverso suo papà. E la preghiera mariana nel cortile dell'ospedale di Lavagna di fatto ha concluso le celebrazioni per Nostra Signora del Carmine a Lavagna. Il momento si è rinnovato anche quest'anno come gesto di affidamento a Maria di tutte le persone ammalate e sofferenti. Abbiamo incontrato il responsabile della pastorale della salute per la diocesi, Don Mario Cagna. Sentiamo l'intervista di Giacomo Rizzi. Qual è l'importanza di questo momento di preghiera in mezzo ai malati? Ma tutti gli anni per la Madonna del Carmine nel santuario qui di Lavagna c'è un momento di preghiera per gli ammalati con gli ammalati da tantissimi anni, proprio il giorno dopo la festa liturgica. E uno degli operatori l'anno scorso mi ha detto: come mai in ospedale non si fa niente? E allora nello stesso giorno che oggi c'è stata la messa, la preghiera in santuario, abbiamo pensato di fare anche qua, in questo che è un santuario in qualche modo, perché è un luogo anche di preghiera l'ospedale, quindi di sofferenza senz'altro, si spera di guarigione, e la Madonna ci aiuta in questo, ecco, sia nell'accettazione e sia nel percorso anche di guarigione, quindi di ripresa, e quindi gli chiediamo questo. Molto spesso si dice pregare per i malati, ma pregare con i malati è un passo ulteriore avanti. Certamente sì, noi pensiamo spesso che il malato sia in una situazione totalmente passiva, in qualche modo lo è, e in alcuni momenti, ma in realtà invece da una parte a volte si ripensano delle cose durante il tempo della malattia, anche rispetto alla fede, che può essere andare un po' in crisi o riattaccarsi di più, è comunque qualcosa a che fare col mistero di Dio. E poi anche credo che non ci rendiamo conto da malati anche eventualmente di quanta importante è la testimonianza di una persona che si affida al Signore nel momento difficile. Ecco, allora un malato che vive anche un momento di testimonianza in cui si affida al Signore nel momento difficile, veramente incide tanto rispetto ai propri cari, alle persone che è intorno. Ecco. Quindi in questo senso sì, non è per niente passivo chi è un malato. Tra le comunità che hanno festeggiato Nostra Signora del Carmine c'è anche quella di Nozzarego a Santa Margherita Ligure. Nel giorno della festa la messa è stata presieduta dal Vescovo. È stata anche l'occasione per fare il punto degli interventi di restauro al Santuario Mariano. Sentiamo. La parrocchia di Nozzarego a Santa Margherita Ligure, per collocazione territoriale e per il progressivo decremento degli abitanti e residenti, ha assunto negli anni sempre più la connotazione di santuario mariano, meta di fedeli, turisti e pellegrini che frequentano questa chiesa come luogo di appartenenza. Tornare ad un luogo caro alla memoria familiare, alla memoria di particolari eventi della vita che qui si sono svolti, che qui si sono consumati e che magari, perché no, hanno trovato in questo santuario anche un loro dispiegamento, una loro soluzione. Il Papa nella prima esortazione apostolica
Evangelii Gaudium, è andato sul finale all'aspetto mariano della nuova evangelizzazione e dedica un passaggio interessantissimo ai santuari mariani. Dice così in fondo: attraverso le varie devozioni mariane legate generalmente ai santuari, Maria condivide le sorti di ogni popolo. È significativo questo aspetto. Il Papa addirittura dice ancora: è lì nei santuari dove si può osservare come Maria riunisce attorno a sé i figli che con tante fatiche vengono pellegrini per vederla e lasciarsi guardare da lei. Lì trovano la forza di Dio per sopportare le sofferenze e le stanchezze della vita. Un piccolo eremo simile a quello del Monte Carmelo, dove si ritirò una piccola comunità orante per contemplare la beltà e gli orizzonti nuovi che questo sito offriva loro. Il richiamo è stato fatto dal vescovo Alberto Tanasini, che nel giorno della festa patronale ha presieduto la Santa Messa. La realtà percepita attraverso la bellezza ci porta sempre in alto, ha detto il vescovo. Ma dicono gli eremiti, c'è qualcosa di più bello ancora, della natura e della natura fiorita. E questa bellezza risiede in Maria, la Madre di Cristo. Ella è la tutta bella, è la Vergine purissima. Amano chiamarla così, ma questo sta loro molto a cuore, la Vergine purissima, senza macchia. E la vogliono al centro della loro vita. Per la comunità di Nozzarego la festa è stata anche occasione per fare il punto dei lavori di consolidamento del campanile della chiesa. L'intervento, particolare e articolato, è iniziato con il consolidamento delle fondamenta. Sono state fatte delle piccole perforazioni in attraversamento della fondazione fino a raggiungere la quota d'imposta della stessa e sono state iniettate delle resine molto particolari che hanno caratteristiche di spanne in un tempo estremamente rapido, con elevate pressioni e consentono in questo caso un controllo assoluto della reazione che la resina ha nel terreno e del comportamento terreno-struttura, che era l'elemento principale stabilito dai progettisti per poter fare un intervento di questo tipo che garantisse la stabilità dello stesso. Le resine si espandono in un tempo inferiore ai 15 secondi, per cui il monitoraggio che è stato attuato ha consentito di rilevare immediatamente l'efficacia dell'intervento e quel principio di un sollevamento della struttura che indica che il terreno al di sotto è completamente consolidato, tale da reggere il peso stesso di tutta la struttura e le pressioni che consentono di sollevarlo. Finita questa fase faremo una palificazione un po' più a valle, a una distanza tale che non generi delle vibrazioni sul campanile, e questo avrà lo scopo di tutelarci, oltre che dagli spostamenti verticali del campanile, anche da un possibile movimento del pendio verso valle. Quindi adesso appunto la prima fase è terminata con l'iniezione e la seconda inizierà appena c'è stato un po' di assestamento del campanile, quindi almeno 6 mesi da ora. Qual era la situazione del terreno sotto il campanile, comunque qua del santuario di Nozzarego? Allora, l'intervento prende avvio molti anni fa con una certa lungimiranza del Don Alessandro Giosso, il quale aveva riscontrato che c'erano lesioni al contatto tra il campanile e la chiesa e quindi ha chiesto un monitoraggio di quelle per vedere se erano attive. Effettivamente si è visto che le lesioni erano attive e quindi si spostavano, e quindi si è deciso di fare un'indagine che prendesse in considerazione il perché queste lesioni proseguivano e quindi ricostruire quello che è il modello geologico di dove risiede, dove è fondato il campanile. Il modello geologico ha poi visto di inserire nel terreno diversi strumenti, tra cui anche uno in particolare che serve per stabilire la stabilità del terreno, cioè quindi se ci sono movimenti di pendio. Abbiamo stabilito che non ci sono movimenti di pendio perché altrimenti l'intervento sarebbe stato ben diverso e quindi era soltanto un cedimento di tipo verticale. A questa fase ne seguirà un'altra con il restauro architettonico della torre campanaria. L'intervento sarà quello del restauro monumentale delle superfici e anche della copertura, di tutte le parti dove è possibile appunto averci delle cause di degrado come sono adesso in essere nelle zone di collegamento con la chiesa, nelle zone al di sopra della cella campanaria e a livello di copertura. È un intervento assolutamente necessario, un intervento che non si esclude anche un intervento di tipo statico di ricollegamento e di collegamento, di connessione del corpo campanile con il resto della chiesa, essendo due corpi
che abbiamo visto comunque anche la storia ci dà dato, nati in tempi diversi e con modalità diverse. Quindi questa diversa connessione tra i due edifici è da valutare e sarà valutata anche a intonaci appunto aperti in corrispondenza delle lesioni. Il richiamo a vivere tutti in fraternità è arrivato dal Vescovo in occasione della festa di Nostra Signora del Carmine per la comunità di Castiglione Chiavarese. Siamo andati a vedere, sentiamo anche l'intervista al parroco Don Siriac Bigirimana. Maria non è soltanto madre, patrona, modello, tutti i termini riferibili alla devozione carmelitana, ma anche sorella. Così il Vescovo, celebrando la festa di Nostra Signora del Carmine questa mattina a Castiglione Chiavarese. Gesù, d'altra parte, ha spiegato, ha messo l'uomo nella condizione di essere figlio di Dio, dunque suo erede. Questo sguardo di famiglia ci riguarda, ha detto Monsignor Tanasini. Di qui l'invito alla fraternità, richiamando uno dei punti fermi delle linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno, vivere come fratelli. Lo siamo, fratelli. Lo siamo nelle nostre comunità, ci impegniamo a vivere questo rapporto profondo, basato sull'appartenenza unica al Padre che sta nei cieli, avendo come madre Maria, ecco l'impegno della fraternità. Essere fratelli vuol dire non essere estranei, stimarsi, aiutarci, sostenerci, al di là delle simpatie, delle appartenenze, superando i motivi di divisione, di gelosia, essere fratelli. E questo, lo sappiamo, è un impegno che viene dal vivere il Vangelo. Nostra Signora del Carmine è dunque una festa che a Castiglione Chiavarese, come nel resto della diocesi, richiama il concetto di casa e famiglia, recupera il senso materno di Maria. Tante le persone che hanno partecipato alla messa e che vivono la festa come un momento di incontro immancabile con la Vergine. Io questa festa veramente mi riporta sempre alla casa, la casa materna. Maria è una madre. Io ho potuto sperimentare questo in questi giorni, perché vedi proprio anche le persone che magari frequentano poco nell'anno, in questo giorno la sentono veramente come un appuntamento indimenticabile e immancabile proprio, e li vedi venire, sostare davanti a Maria, e io mi immagino quante cose consegnano a lei, davvero in una confidenza proprio materna, anzi a volte mi dico dovrebbe rimanere appunto nel segreto, nell'intimità con Maria. Quindi anche qui a Castiglione questa festa è molto sentita. Io dico che queste realtà sono forse le uniche che sono rimaste, che possono veramente radunare tutti in un clima di festa, ancora di più una festa familiare. Vengono da diversi posti, perché tanti da qui magari sono a Chiavari, a Sestri, anche a Genova, però li vedi ritornare proprio per questa circostanza. Quindi posso dire in una parola che io sperimento questa festa come una festa di famiglia, in casa proprio. Concludiamo ora con un appuntamento che ci porta a Sestri Levante. Un centinaio di artisti, dall'orchestra ai solisti, ai cori delle 4 parrocchie cittadine, hanno eseguito nella Basilica di Santa Maria di Nazareth la Santa Messa solenne in onore di Santa Cecilia, composizione del francese Charles Gounod. Un concerto che ha visto una lunga preparazione ed è stato diretto dal maestro Paolo Sperandio. Le interviste di Roberto Costa. È stata un'esperienza unica, veramente incredibile, perché per me musicalmente è un traguardo, perché comunque insieme a Paolo abbiamo preparato il coro e è stata veramente una cosa unica, e poi insomma farlo qui per me ha una valenza particolare, perché è la mia parrocchia e
dove presto servizio come organista. Quante parrocchie eravate come coro? Eravamo la parrocchia di Santa Maria di Nazareth, di Sant'Antonio, Santo Stefano del Ponte, Riva, Pila e San Bartolomeo. Bello, bellissimo, da direttore di coro un'esperienza meravigliosa. Certamente quello che richiamava Don Luciano all'inizio è stato il punto centrale ed è il rapporto che si è creato di unione, di amicizia, grazie a Paolo, grazie a Davide, serenità tra noi che abbiamo avuto l'onore di fare i solisti, un'esperienza davvero edificante come persone, non soltanto per l'oggettivo risultato di entusiasmo e di successo. Com'è andata tra le donne? Ma io direi benissimo, c'è un coro stupendo che Paolo è riuscito a riunire, 50 quasi coristi. Io faccio parte del coro Segesta, sono solista da un po' di anni. Ho cominciato con Paolo, con il coro Segesta, che lui era direttore prima, adesso c'è il maestro Baroso, che purtroppo stasera non era presente, doveva suonare con noi, ma aveva degli altri impegni. Niente, mi trovo benissimo con Paolo, è una vita che sono con lui proprio. Contento? Ma soddisfattissimo, è un'esperienza di grande emozione non soltanto per me ma degli orchestrali, dei coristi che sono stati coinvolti in questo che possiamo definire veramente un evento. In conclusione diamo uno sguardo agli appuntamenti per i prossimi giorni. Iniziamo da domani, sabato 21 luglio, festa di Nostra Signora del Carmine per la parrocchia di San Giovanni di Semorile. Per quanto riguarda la preparazione che si conclude domani, alle 19:15 ci sarà un breve momento di preghiera e la benedizione della nuova piccola statua in onore della Vergine. Domenica 22 luglio alle 19:15 la messa, a seguire la processione per le vie della parrocchia, al termine l'adorazione e la benedizione eucaristica. Festa del Carmine anche per la parrocchia di Sant'Ambrogio, siamo a Cornia. La preparazione si conclude domani alle 20:45 con un momento che si chiama Un'ora con Maria, canti, musica e testi in onore della Beata Vergine. La festa domenica alle 11 la messa solenne celebrata dal parroco, in serata alle 20:30 il canto dei secondi vesperi, a seguire la processione, la riflessione e la benedizione eucaristica. Presiederà Don Stefano Bruzzone, vicario parrocchiale della zona pastorale di Carasco, San Colombano Certenoli e della Val Cichero. La parrocchia di Sant'Anna a Rapallo si prepara alla festa della Santa Titolare nel 50° anniversario di istituzione della parrocchia. Domenica 22 luglio al mattino alle ore 11 la messa presieduta dall'Arcivescovo di Genova, il Cardinale Angelo Bagnasco, messa che come sapete sarà in diretta televisiva su Rai 1. Dopodiché da lunedì prenderà il via il triduo di preparazione. Il giorno della memoria liturgica di Sant'Anna sarà giovedì 26 luglio. Alle 17:30 la messa presieduta dal Vescovo, alle 21 la processione. E ora veniamo anche alla festa del Carmine per la parrocchia di Santo Stefano del Ponte, siamo ancora a Sestri Levante. Domenica alle 9 ci sarà la messa solenne presieduta dal Vescovo diocesano, seguirà la processione votiva penitenziale con la venerata immagine della Madonna e con i crocifissi della confraternita di Nostra Signora del Carmelo. Alle 21 il canto dei Vespri, presiederà l'arciprete Don Luciano Smirni, al termine l'adorazione e la benedizione eucaristica, questi i principali appuntamenti religiosi. Concludiamo con un appuntamento che ci porta un pochino in avanti, parliamo della festa patronale di Nostra Signora della Salute per la parrocchia di Ribasso a Chiavari. Inizia il momento di preparazione, domenica 22 alle ore 11 la messa con gli ammalati. Sarà amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi per gli ammalati e gli anziani che lo desiderano. Con la pagina degli appuntamenti si conclude Noi Chiesa, ci ritroviamo venerdì prossimo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.